insomma, stavo molto tranquillo a casa mia, ecco, mettiamola così, e ho abbracciato questa avventura proprio con spirito entusiasmante di servizio. Però in ogni caso tutti sanno che la Lega ha in questo momento un consenso molto superiore rispetto a quello che è l'attuale rappresentazione in Parlamento, per cui un'elezione eventuale potrebbe un aumento certo di seggi, no, da parte della Lega, quindi non c'è nessun tipo di convenienza. Allora ti interrompo un attimo perché l'agenzia ANSA adesso apre il primo piano online con le dichiarazioni di Di Maio, il quale dice: credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi. La Lega chiede un voto per l'Europa o per la crisi di governo? Io sono per il governo, siamo stati leali, pensiamo alla fase 2 per rilanciare il ceto medio. No, questo è evidentemente non vero, nel senso che questo posso dirlo come tante cose, insomma, ultimamente che sta dicendo, ecco, mettiamola così. Io dubito che ci sia qualcuno all'interno della Lega che abbia nostalgia di Berlusconi. Cioè, mi verrebbe non lo so gli ascoltatori come la pensano, ma vi posso assicurare che all'interno sentiamoli per 5 minuti, se hai ancora 5 minuti li sentiamo gli ascoltatori, allo 02 66 20 35 29 e poi al 346 6427 756 sms WhatsApp. Prego Claudio. Perché? No, un attimo perché aggiungo per andare a Confindustria bene. Ma abbiamo già ascoltatori in linea. Ecco, no, scusa, li sentiamo. Più che altro sono qui che devo cercare di andare a Confindustria di corsa. Sì, allora 5 minuti te li rubiamo. Assemblea annuale, sentiremo che cosa ci diranno. Di solito ci sparano sempre dietro tonnellate di contumeli, quindi già sono pronto con la maschera da hockey, no? Avete presente? Perché quando si va a Confindustria tendenzialmente non sono teneri con noi, quindi mi sto mettendo l'armatura da portiere da hockey. Ma ti diverti anche con quel sano spirito, diciamo, che hai illustrato prima. Io. Allora, mi diverto sempre a Lega, guarda. Intanto facciamo in tempo a prendere qualche telefonata, qualche minuto ce l'abbiamo ancora. Pronto? Già qualcuno in linea. Pronto? Pronto, ciao a tutti e due, sono Ermanno, vecchio militante. Attenzione, 30 anni di sofferenza per stare con il Berlusca, basta, abbiamo fatto troppa sofferenza, basta. L'altra telefonata, se ce la passiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno anche al suo ospite, tutte e due. Sì. Allora, volevo dire una cosa, non è una novità il fatto che i 5 Stelle dicano sempre di no. Per esempio, lì da noi il Valentino è stato completamente messo a terra perché non ha più dato concessioni a nessuno per fare locali notturni o quelle cose lì, per dare la possibilità a tutti di frequentare il Valentino. Perciò il Valentino, specialmente di sera, è solo più per spacciatori e drogati. Signora, ne parliamo un'altra volta, mi spiace, siamo fuori tema completamente. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Cosmo Mitrano di Fare Democrazia. Digiuno di Giachetti, Bolognetti è il peggior ricatto che possa esistere, quello morale. Io avrei voluto parlare di Costituzione, fascismo, autonomia locale, ma sono costretto a ripetere questo sillogismo. Il PD è culo e camicia con Radio Radicale, la quale è culo e camicia anche con Forza Italia, specie con Renato Brunetta, il quale è culo e camicia con taluni parlamentari della Lega, di cui Massimiliano Capitano è il firmatario del testo in favore di Radio Radicale. Più supportate Radio Soros e più voti perderete, scrive un altro ascoltatore. Il dialogo con certa gente è una perdita di tempo, mediare con chi ha posizioni diametralmente opposte zero peso, a quale pro, è un altro messaggio. Poi Fabrizio: non voglio che chiuda Radio Radicale, che si mantenga con soldi dei loro ascoltatori e donazioni privati. Radio di partito, cosa c'entra il contributo statale? Chiedano a Soros e ai loro amici. Così, una domanda per Borghi, scrive un altro ascoltatore: con l'autonomia tutti
tutte le regioni potremo dimezzare il debito nazionale utilizzando il trucchetto della Germania che non conta i debiti dei land nel debito federale. Questo è un altro tema ancora. Carissimo Cainarca, stai dando meno spazio ai noi ascoltatori. Sulla notizia non è onda libera, quindi lo spazio ce n'è a iosa in tutta la giornata, non preoccupatevi. Claudio, tiriamo un po' le somme, va? Beh, vedi che più o meno i punti sono quelli che avevo detto io e che tengo ovviamente presente, certo. Cioè, che nessuno pensi che perché io ho, diciamo così, questa attenzione particolare per la storia e per l'archivio di Radio Radicale che ho già espresso da tanto tempo e che per il fatto che insomma a me direttamente l'idea di spegnere una voce mi infastidisce in generale, perché io clicco quelli che vengono a disturbare sul mio di profilo Facebook, no? Di profilo Twitter, cioè vale a dire, se c'è un disturbatore che viene sul mio profilo Twitter sappiamo benissimo, ho messo delle regole e poi lo silenzio. Ma lo silenzio per me, ci penserei 100 volte prima di silenziarlo per gli altri. Questo, cioè, capite, è una differenza secondo me fondamentale. Cioè, se io avessi un bottone tale per cui io posso bloccare la voce di un utente, no, di questo tipo, quello lo userei, no, non credo che lo userei, ecco, mettiamola così. Viceversa non ho problemi a spegnere la voce di qualcuno che disturba in casa mia, ecco, no? Certo. Ma altrimenti insomma la voce di uno con la cassetta di frutta sulla piazza per me è sacra. È ovvio che poi invece tutti gli altri discorsi legati a il costo del servizio pubblico, ma per quello si discute, no? Per quello si discute. Infatti, allora, per quello che io vorrei discutere. Appunto, mi pare che invece il no, siamo arrivati a un bel punto a furia di dire no. E di dire no, ma appunto quello che uno dice, che diceva l'ascoltatrice. Bisogna anche dire un po' di sì, ragionati, no? Quello che diceva l'ascoltatrice da Torino, insomma, è un po' una firma di no, ne abbiamo sentiti tanti. Io ho proposto in tantissime occasioni delle cose da fare, poi non ne parlo, quantomeno per ora non ne parlo, perché se ci sono delle cose che non vanno, io sono del parere che in una squadra, finché si gioca assieme, ecco, mettiamola così, si discute nello spogliatoio. Ma di no sono stati tanti. Ecco, e in certi casi io poi magari me li sono dovuto gestire anche con la mia base elettorale, che magari interpretava certe cose che non si potevano fare per no da parte dell'alleato come magari una mia inerzia o qualcosa del genere. Per cui insomma io di no fino adesso ne ho visti tanti. Come dicevo prima, il discorso elettorale ha portato a esasperare un po' questa posizione. È una cosa che a me ovviamente dispiace tantissimo, perché insomma io ero convinto che la posizione già era difficile di questo governo, cioè con tutti contro tu puoi avere un successo soltanto se c'è diciamo un coordinamento quasi militare, ecco, cioè una fiducia reciproca tale per cui sotto l'assalto del PD, della stampa, della magistratura, di tutta una serie degli uffici, di tutta la burocrazia statale che ovviamente non ci considera in modo particolarmente positivo, no? O similari, ecco, avendoli tutti contro, se si ha la possibilità di combattere spalla a spalla, magari qualche possibilità di vittoria c'è. Il fatto di dare invece più peso, come invece mi sembra che sia successo, a qualche convenienza elettorale, no? Quindi al tentativo, a vedere con quanto successo, di recuperare qualche punticino, prendendo e usando come arma la denigrazione e l'insulto all'alleato, non so quanto si rivelerà essere una strategia positiva. Allora Claudio, io ti saluto, ti ringrazio come al solito, perché è sempre prezioso il dialogo con te, appunto, usiamo questa bella parola che non è democristiana,
che non è brutta, che è una cosa secondo me invece da recuperare nel senso più pieno del termine, perché sennò cosa siamo qua a fare, tanto come politici quanto come comunicatori e giornalisti. Allora, grazie a Claudio Borghi Aquilini, ci sentiamo settimana prossima. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro, grazie mille davvero al Presidente della Commissione Bilancio della Camera. E noi chiudiamo, mi spiace per chi era in attesa, ma recupereremo, avrete modo di recuperare anche in giornata, non prendetela come una censura, perché dopo 22 anni di radio suonerebbe perfino ridicola e offensiva, non solo nei miei confronti ma soprattutto nei vostri. Non ci censura niente qui da 22 anni a questa parte, e credo che sia una delle pochissime radio nelle quali chi telefona va in onda senza alcun filtro e chi manda un messaggio audio se lo sente trasmesso in radio senza che ci sia neanche la possibilità fisica di ascoltarlo prima, quindi con grave pericolo anche di mandare in onda roba che finora non è stata pericolosa, perché siete bravissimi anche voi, devo dire la verità, e approfittate in maniera giusta e corretta di questa libertà. A proposito di libertà, io do il benvenuto adesso per 2 minuti al professor Renato Cristin, docente di ermeneutica filosofica all'Università di Trieste. Torniamo su un appuntamento di questo pomeriggio alle 17:30 appunto a Trieste, in Piazza della Borsa, presso il gazebo della Lega. Si parlerà di Europa governata dai padroni del caos e si parlerà anche di libertà, ovviamente. Grazie, buongiorno professor Cristin per essere con noi brevissimamente. Padroni del caos è il titolo di un suo libro del 2017, a proposito appunto del panorama attuale politico-culturale della nostra Europa, governata dai padroni del caos. Ci spiega sinteticamente questa espressione e perché, proprio in maniera icastica, secca, abbiamo pochissimo tempo, perché questa tornata elettorale è giudicata da tutti importante, se lei condivide l'importanza di questo voto alle prossime europee. Buongiorno professore. Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Io ho accettato molto volentieri l'invito del vice sindaco di Trieste, Paolo Polidori, a parlare di questi temi, perché nel libro che tu hai citato c'è una teoria che riguarda l'Europa, che riguarda l'identità europea, e la traduzione immediata, pratica, l'applicazione di questa teoria si può vedere innanzitutto nell'attività politica che costantemente, quotidianamente i partiti di centrodestra, io uso questa espressione perché esiste il centrodestra italiano e quindi esiste, diciamo, non in forma partitica come un tempo, ma esiste il popolo di centrodestra. Culturalmente, addirittura socialmente, quindi c'è questa dimensione alla quale faccio riferimento in questo modo così molto, molto rapido, ma ti volevo dire che l'applicazione pratica si trova nella politica quotidiana dei nostri partiti e in occasione delle elezioni europee, delle elezioni in generale, in questo caso delle elezioni europee, c'è in qualche modo il condensato di quell'azione politica quotidiana. Per questo ritengo che sia importante che in questo caso il vice sindaco di Trieste Polidori, tu con la tua presenza e quindi la Lega abbiano voluto dare spazio a una riflessione che sta a cavallo fra la teoria e la pratica. Certo. Quindi da questo punto di vista credo che sia molto importante in questa circostanza, in questo momento in cui davvero si decide la possibilità di un cambiamento nell'Unione Europea, e questa è la chiave. Allora, parleremo di idee sulla scorta della tua riflessione, professore, ma in modo molto empirico, pragmatico, applicato alla politica. Un appuntamento interessante stasera, non perché ci sono io, ma perché ci sei tu e perché c'è anche tanta altra gente che potrà intervenire, credo, anche dire la sua, a Trieste alle 17:30 in Piazza Borsa, al gazebo della Lega. Ci risentiamo, ci rivediamo anzi tra poco, tra qualche ora. Grazie al professor Renato Cristin. E a presto, buona giornata, grazie a te, grazie a voi. Salutiamo tutti, è stata una mattinata bella intensa, e spero e anche interessante, per cui buona prosecuzione di ascolto, perché c'è tanta roba interessante anche da qui in avanti, ci sono parecchi ospiti e Sammy Varin c'è un sorpresone, non perdetelo, un potere al popolo a partire dalle 14, sorpresone! Avete ascoltato Sulla Notizia.
Come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Buongiorno e benvenuto a Ernestino Roveda e all'appuntamento promozionale con il suo buon vino. Ciao Ernestino. Ciao Roberto e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, io sono Ernestino Roveda, sono qua a Montubeccaria, sulle colline dell'Oltrepo Pavese. Sono un piccolo produttore di vini, produco la Bonarda, la Barbera, il Riesling e il Pinot Nero vinificato bianco. Questi sono i vini DOC, poi ho i vini GT la Croatina, il Rosato o la Barbera GT. Per avere il mio vino basta telefonare allo 0385 60 127 oppure visitando il mio sito ilvinodirovedernestino.it. A chi acquista minimo un cartone da 12 bottiglie di tutte le mie qualità, un misto, 38 euro, poco più di 3 euro a bottiglia. Il vino in Lombardia lo porto io, nelle altre zone c'è il corriere. Il tutto basta telefonare allo 0385 60 127. Poi volevo ricordare che al mio paese Montubeccaria, qua in provincia di Pavia, il 9 di giugno facciamo Bevi a Montù. È una rassegna enogastronomica tutto il giorno, dalle 11 di mattina alle 11 di sera. Ci saranno una trentina di gazebi dei produttori locali del vino, gli agriturismo e tante bancarelle gastronomiche. Il tutto il 9 di giugno a Montubeccaria. Comunque per avere il mio vino basta telefonare allo 0385 60 127. Ciao a tutti. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi